Ed eccoci qui di nuovo cari amici, oggi faremo un girettino qua vicino perché ho un po' di stanchezza oggi e quindi andiamo a vedere il Piancavallo, però facendo un paio di scurtatoie passando dai Carbonai di Villa per poi salire in direzione Gagliardin, Malgatiti, tutta la panoramica per arrivare fino al Piancavallo e poi discenderemo forse in direzione Barcis, dipende dal tempo perché oggi hanno messo che arriverà una perturbazione, quindi bisogna sempre tenere uno sguardo al cielo. Seguiteci fino alla fine che queste stradine sono veramente belle da fare quando c'è una bella giornata come oggi. Ci vediamo dopo e sigla! Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Occhio che lo sa. Oh oh. Mina mina. Tonight I'm gonna feel alive. E siamo a Villa di Villa. Da qui ci imbocchiamo sulla vecchia strada del Patriarca in direzione Gagliardin. Dal Gagliardin prenderemo la strada delle Maghe in direzione Piancavallo. Durante la risalita verso il monte Gagliardin incontreremo la panchina gigante e l'ex sito dei Carbonai. Ecco, la pioggia di questi giorni ha portato giù un po' di ciotoli. Con un così magnifico paesaggio ci scattiamo un paio di foto e ripartiamo. Siamo sul sottobosco del Gagliardin, veramente è buio oggi. Ah, aspetta che apro la visiera. Sa Carbone, senti, qui fanno la festa dei Carbonai che l'hanno fatta da pochi giorni fa e c'è ancora l'odore del carbone. O forse ha piovuto qua. Qui si renderebbe utile un po' di asfaltatura, giusto per, no, non per il collo proprio. Questo tratto, oltre a essere un po' bagnato con qualche buca e un po' di ghiaino, c'è anche la fanghiglia dei raghi dei pini e foglie degli alberi, quindi bisogna correre con molta cautela. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Adesso si va dentro per quella stradina là. Ma la prendiamo o non la prendiamo? E qua c'è tutto il panorama, 18 gradi. Adesso ci sono tutti gli scoli e l'acqua che sono veramente infimi, potevano farli anche leggermente più arrotondati. Qua ce n'è un altro fra poco.
E siamo arrivati sul punto panoramico della strada, si vede che il paesaggio è veramente idilliaco. Ci stiamo prendendo la polmonite sinceramente perché qua ci sono 17 gradi. Arriva la nebbia, non ci si vede più un bigolo. 16 gradi siamo arrivati, da 30 prima a casa. Qui c'è il sole veramente. Someday you'll know. E siamo già usciti dal Piancavallo, adesso siamo sulla via Barcis che ci condurrà verso il lago di Barcis. Stiamo andando a casa di mio cugino. A parte gli scherzi, Mattino conosce un bel posticino qui e ci fermiamo a berci qualcosa. Si riparte e via in direzione Barcis. Kept me away from all of my tears. Now you're gone. And now I'm lost. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Finally, I think I can see clearly now. I'm in love. Guarda che sole! Was I more foolish? I'm in love. Took me away from all of my fears. Sembra che sul monte Top, lungo le spaccature, il monte stia sanguinando. E anche per oggi è tutto, cari amici, ci vediamo la prossima volta, seguiteci e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al nostro canale. Ciao!